Prima categoria, girone C, al Negrotto di Serraricò si affrontano sotto la pioggia San Quirico in maglia rosa e Via dell'Acciaio in maglia azzurro-granata. Pronti via, si lancia all'attacco il San Quirico con Boccardo che entra in aria, calcia ma trova un attento Laganaro che respinge con i pugni. Sulla respinta Becciu spara clamorosamente alto sopra la traversa. Passano 10 minuti e l'arbitro fischia calcio di rigore per questo intervento del numero 11 Gueye su Zangla. Rivediamo l'intervento falloso a rallenti. Dal dischetto si presenta Accari che calcia forte e spiazza il portiere. San Quirico 1, Via dell'Acciaio 0. Al 16° Stradi batte una punizione per il San Quirico. Trova la testa di Boccardo che, smarcato, colpisce il palo alla sinistra del portiere e il San Quirico va vicino al raddoppio. Al 22° sempre Boccardo che entra in aria, ma questa volta a fermarlo trova Sabor che con una scivolata chirurgica evita ogni pericolo. Passa un minuto e sono gli ospiti a provarci con un tiro a giro di Soto, ma il pallone termina sul fondo. Sul finale del primo tempo, nuovamente vicino al pareggio, il Via dell'Acciaio, con Lalli che su sponda di Trudu calcia, ma Rivera risponde presente. Ultima azione allo scadere per i padroni di casa, con Stradi che lascia partire il sinistro, non centrando di poco lo specchio. Termina il primo tempo sul risultato di 1-0. Inizia il secondo tempo subito con una punizione a favore del Via dell'Acciaio. Mattiucci scavalca la barriera, ma Rivera si allunga e respinge. Al 62° Stefans ci prova per il San Quirico con un tiro dalla distanza, senza però impensierire il portiere. Poco dopo si rende pericoloso il Via dell'Acciaio che sul cross di Soto va vicino al pareggio con Gueye, che scavalca tutti e di testa sfiora il gol. Al 68° altro cross del Via dell'Acciaio con Carvelli che la mette in mezzo e nuovamente Gueye colpisce di testa. Al 76° Mattiucci trova Gueye in evidente posizione di fuorigioco non segnalata dal direttore di gara. L'attaccante a tu per tu col portiere non centra la porta. Ribaltamento di fronte con Stradi che mette il pallone in mezzo e trova Accari che non si fa trovare impreparato e firma la sua doppietta giornaliera. San Quirico 2, Via dell'Acciaio 0. Accari che ci riprova dopo solo 2 minuti con un tiro da posizione defilata che scheggia la traversa. All'83° accorcia le distanze il Via dell'Acciaio con Carvelli che dal limite dell'area calcia e complice una deviazione il pallone si insacca nel 7. Il punteggio è ora di 2-1. Sul finale proteste da parte del Via dell'Acciaio per un presunto calcio di rigore ai danni di Taransenko, ma l'arbitro lascia correre. Rivediamo la trattenuta al rallentatore. Partita combattuta che termina sul risultato di 2-1 per il San Quirico, che inizia così la stagione nel migliore dei modi, aggiudicandosi 3 punti. Falsa partenza per il Via dell'Acciaio che proverà a riscattarsi alla prossima giornata nella sfida casalinga con l'Ampi.